Parleremo della Libia con un personaggio che ritengo sia per la prima volta, ce lo dirà lui, davanti alle telecamere di questa regione, di questa realtà nella quale da alcuni mesi vive. Si tratta dell'ingegner Ashraf Shah, ho pronunciato bene, ingegnere? Sì. Perfetto, mi sono preparato, ecco, che ci dirà lui dopo precisamente, è uno dei mediatori politici tra le due e più rivalità che ci sono in Libia, ed è quello che è stato al tavolo, che è stato ospitato qui dall'Italia, dal nostro paese, per la realizzazione del nuovo governo di unità nazionale provvisorio. Come mai lei si è ritrovato a questo tavolo e che cosa ci può dire della situazione attuale rispetto alla nascita di questo nuovo governo di unità nazionale in Libia? Partiamo dalla prima domanda: come mai lei è stato chiamato a questo tavolo così importante per il mondo, non solo per la Libia o l'Italia? Buonasera, grazie per l'ospitalità. Io facevo parte del gruppo negoziante in Marocco come consigliere politico della delegazione di Tripoli, e andando in avanti in questo negoziato le due parti si sono avvicinati in una maniera di creare un gruppo che ha guidato alla firma di questo accordo di unità nazionale, questo accordo politico in cui è nato il nuovo governo di unità nazionale. Questo processo è durato per 1 anno e mezzo. Prima dell'ultimo passo in Marocco, prima della firma dell'accordo, siamo stati ospitati dall'Italia con altri 17 paesi il 13 dicembre scorso, in cui è stato dato il messaggio chiaro dall'ONU e dai grandi paesi che questa guerra interna in Libia deve finire e tutti i libici devono concentrare su questo pericolo, questo temore che sta nascendo in Libia, che è l'ISIS. Lei si è trasferito dalla Libia qui in Friuli a Udine. Quanto tempo fa e perché ha scelto il Friuli? Io mi sono trasferito, ho trasferito in realtà la famiglia, perché io non mi fermo mai, sono giù in Libia e in altri paesi la maggior parte del mio tempo, però ho trasferito la mia famiglia da maggio 2014, qua a Udine in particolare, perché ho trovato che è una delle migliori città in Italia in cui si può vivere bene o mantenere una famiglia in tranquillità, dove trovo anche una scuola di un certo livello in cui ho potuto mettere i miei bambini. Che possiamo anche dirlo, è l'International School di Udine, dove appunto parlano inglese e dove c'è questo clima internazionale, ma ci torneremo poi, perché credo che anche magari il sindaco Jacomin potrebbe dire qualcosa di questa scuola. E torniamo però prima alla Libia, che è un dato fondamentale. Ecco, quanto lei crede questo processo di unità nazionale, di superamento della contrapposizione fra le due fazioni, Tripoli da una parte e Tobruk dall'altra, possa essere compiuto, e in che tempi soprattutto? Il risultato che abbiamo raggiunto non è un risultato ideale, è il risultato possibile in questa situazione. Credo che la volontà della maggioranza libica vuole arrivare ad un punto di partenza, un punto in cui si riunisce il paese e si parte da nuovo per completare il processo democratico in cui i libici hanno sognato dopo la caduta di Gheddafi. Credo che questo processo ha ancora tanti pericoli in avanti, però c'è una grande volontà della maggioranza libica per superare questo periodo. Nessuno meglio di lei può dirci se è una battuta stupida quella che tante volte si sente dire, e non solo al bar sport dopo una partita di calcio, anche in vari salotti televisivi e addirittura in qualche confronto più elevato: si stava meglio quando c'era Gheddafi. È una battuta che non ha senso? Se sì, perché non ha senso? Credo che questo che lo dice, se il libico lo dice per rabbia, perché non accetta la situazione attuale.
però non significa assolutamente che vuole tornare al tempo di Gheddafi. Sì, al tempo di Gheddafi c'era sicurezza più di oggi, però non c'era nient'altro che la sicurezza, e non è questo che sognano i libici. Per questo che lo dice, non lo dice perché lo vuole, lo dice come una spiegazione della sua rabbia della situazione di oggi. Professore Violes, perché è importante, io ho letto alcune sue anche recenti prese di posizione, è importante che questo processo di cui ci parla Mr. Shah vada in porto il più velocemente possibile? Beh, la formazione di un governo di unità nazionale, esito appunto del processo negoziale avvenuto a Chirac, e mi sembra una buona notizia ed è il primo passo di una strada in salita, questo bisogna dirlo, non solo perché quel conflitto non è solo il frutto di una spaccatura all'interno della grande comunità libica, che è una comunità molto composita, fatta di tribù che non si sono sempre viste di buon occhio, ma ci sono anche gli interessi in conflitto delle potenze che cercano di influenzare gli equilibri della regione. Ci sono l'Egitto e l'Arabia Saudita da un lato, ci sono la Turchia e gli Emirati dall'altro, e chiaramente per noi è una buona notizia che queste lacerazioni si siano provvisoriamente ricomposte, perché noi non solo abbiamo un confine in comune rappresentato da quel braccio di mare, ma noi siamo collegati con la Libia da flussi umani che recentemente non fanno più notizia ma continuano, e poi soprattutto c'è sempre il rischio dell'infiltrazione di elementi che potrebbero appunto approfittare del caos libico per portare qui fenomeni non proprio gradevoli. Non dimentichiamo che qualche settimana fa c'è stato un arresto abbastanza clamoroso di alcune persone che sono approdate al porto di Genova con intenti tutti da capire. Ecco, la notizia però è stata data con un certo rilievo dell'arrivo di questi libici con queste immagini di jihadisti e di armi nei loro telefonini. Per cui molto bene anche che l'Italia abbia avuto un ruolo, però ecco, bisogna osservare. Sul ruolo dell'Italia, professor Violes, però qualcuno dice attenzione perché potrebbero esserci delle ritorsioni, a qualcuno non piace che l'Italia abbia avuto e abbia tuttora quel ruolo. Ma l'Italia, per volontà anche esplicita del suo Presidente del Consiglio, non si è impegnata più massicciamente nell'offensiva contro lo Stato islamico in Iraq e in Siria, anche per il timore di diventare bersaglio di rappresaglie. Però c'è un problema, perché noi comunque siamo già un bersaglio per vari motivi, non solo perché ospitiamo la capitale della cristianità, ma perché facciamo pur sempre parte dell'odiato Occidente. Purtroppo l'ideologia criminale di questi movimenti, di queste formazioni, perché sono più formazioni, non c'è solo lo Stato islamico, è sgradevole perché ci etichetta, ci classifica come nemici. A che il numero siamo arrivati? 10? Il decimo? Sarà l'11°. Questo sarà l'11°, vede che ricordavo bene. E allora questo 11° libro ha già un titolo, di che cosa parla, di che cosa tratta? È sempre un saggio? È un saggio che sta avendo una lunga gestazione, perché purtroppo il quadro che vorrei descrivere, cioè la radicalizzazione dei musulmani europei, la loro adesione a ideologie estremistiche che purtroppo spesso sfociano nella violenza, è un quadro in continuo aggiornamento, come dimostrano per esempio gli ultimi episodi che hanno interessato non solo il suolo europeo, penso agli attentati di Parigi, ma anche quello che sta accadendo in queste ore con i continui colpi messi a segno dalle formazioni jihadiste. La cosa che più mi preoccupa e che mi spinge appunto a documentare con un libro questo fenomeno è la partecipazione degli europei, dei musulmani europei, che erano qui spesso ben integrati, inseriti con un ruolo non sempre marginale, subordinato come tendiamo a pensare, di falliti, di persone marginali. Spesso erano persone apparentemente normali. Il fatto che improvvisamente scelgano il jihad, come lo definiscono, la guerra santa, e abbraccino le armi
anche contro di noi, è un fenomeno che preoccupa i nostri organismi di intelligence, ma anche l'opinione pubblica, e mette a repentaglio la convivenza, perché poi genera il pregiudizio, la fermo qui. Perché succede questo? Credo che questa idea dei musulmani europei, che oggi superano credo 15 milioni di persone in Europa, non è una idea innuscente se lo togliamo dalla storia dove sono nati questi gruppi terroristici in Afghanistan, con l'aiuto di intelligence occidentale per far guerra contro l'Unione Sovietica a quel tempo. Erano gruppi guidati e supportati dall'Occidente. Poi arriviamo al giorno di oggi, in cui troviamo dei musulmani europei, francesi, da diversi paesi europei che fanno la guerra santa in Iraq, in Siria e in altri paesi dell'Africa anche. Credo che questa cosa ha bisogno di un studio un po' profondo, perché quello su cui il professor Orioles si sta concentrando da tempo. Credo che l'integrazione in certi paesi sono arrivati a livelli politici molto alti, certi politici francesi, italiani, che sono contro questi gruppi radicali, sono contro questi ecco, però permetta, Mr. Shah, e mi corregga professor Orioles se io dico qualcosa che non corrisponde anche alla sua analisi, perché lei ne sa 100 miliardi di volte più di me su questo tema, e non solo su questo tema. Allora, la domanda che noi ci poniamo come occidentali è questa: noi abbiamo accolto musulmani, abbiamo accolto persone che vengono dall'area dei suoi paesi, eccetera, li abbiamo anche favorito la loro integrazione. A un certo punto qualcuno di loro, una strettissima minoranza, sono pochi evidentemente, però quei pochi fanno dei danni incalcolabili, no? Su scala mondiale, uccidono e si uccidono. Allora, come può un ragazzo, un giovane, essere andato a scuola con noi, essere stato insieme a noi, e a un certo punto cambiare idea e volersi mettere una cintura, fare il kamikaze ed entrare a Bataclan o entrare in un altro ristorante, no? Per uccidersi e uccidere? Come può succedere questo? Quello che noi, e finisco la domanda un po' lunga, le chiedo scusa, quello che noi ci domandiamo è: perché proprio da loro, che sono con noi e sono stati accolti da noi, ci viene anche questo aspetto? Ma questa minoranza lo fa anche nei propri paesi, non lo fa solo in Europa contro i paesi in cui sono stati accolti. Se ricordiamo, anche altri gruppi non islamici negli anni 60 e 70 erano considerati terroristici, e non c'era questa idea dei gruppi legati alla religione. E credo che legare la religione a questi fatti è un errore. Sì, è un errore. Però lo fanno loro, perché vanno con l'Akbar, crea l'odio e crea la tensione, perché tra questi 15 milioni di musulmani che sono diventati europei, perché certo, la seconda e la terza generazione, credo che la convivenza in tutti i paesi europei è una convivenza pacifica, certo, questa minoranza di musulmani è una minoranza anche che lavora e che dà un aggiunto al... Sicuramente. Scusi, prego professore, perché veniva da lei su questo. Naturalmente questo trucchetto di attribuire all'Occidente la colpa di una ideologia che si impregna di religione è sufficientemente esausto per convincere i telespettatori. E purtroppo lei sa meglio di me che il jihad in Afghanistan l'hanno sostenuto tutti i popoli musulmani, soprattutto i sauditi, con il sostegno dell'intelligence pakistana. L'America, per ragioni strategiche, ovviamente si è schierata
con i Mujahideen e con i vari volontari arabi, afghani, si ricorda bene, tra cui c'era un certo Osama. Possiamo dire che fu un errore a distanza no, di non anni. fu un errore, in quel contesto aveva senso, in quel contesto. Poi ovvio, col senno di poi siamo tutti bravi a dire certo, non avremmo dovuto sostenerlo, non avremmo dovuto sostenerlo. Però anche qui, adesso fare un paragone tra il terrorismo che ha flagellato l'Europa 30 anni fa e il jihadismo non ci sta, perché gli europei che stanno combattendo con il califfo sono tra 5 e 6 mila, vi immaginate 5-6 mila brigatisti addestrati alla guerra e pronti a ritornare in Europa per fare quello che hanno fatto in centro a Parigi? Saremmo già in stato di emergenza col coprifuoco. Io dico dobbiamo fare un grande lavoro con le comunità islamiche per debellare questa minaccia che purtroppo è al nostro interno, perché è formata anche da persone che hanno il passaporto Schengen. Condivide quello che dice il professore? Ma non al 100%, perché adesso anche questi numeri che non si sanno da dove vengono fuori, in un modo molto preciso, quando si parla di 5-6 mila jihadisti ci sono europei, alcuni siti americani molto precisi su questo, però. Ma stiamo sentendo tanti numeri, sì, e questo non quadra, perché ogni cittadino europeo, sia musulmano o cristiano, da qualsiasi altra religione, credo che si può sapere il dettaglio del dettaglio di dove se è mosso dal proprio paese o no, se sta ancora nel continente o no. È molto diverso dai paesi africani, che non si può controllare perché non hanno neanche il passaporto elettronico, non hanno un riferimento in cui ci sono tanti dettagli che sono difficili da capire. Insomma, però nessuno dei due, avete fatto delle considerazioni importanti, ma nessuno dei due mi ha detto cosa scatta nella testa di una persona a un certo punto per, qui in Europa, magari essendo anche addirittura, come è successo, nato qui in Europa, abbracciare la scelta jihadista e non continuare il proprio percorso normale di europeizzazione, di integrazione, di crescita. Ma sono europei, da me questo è il problema, che sono nati, cresciuti in Europa, sono seconde, terze generazioni, e quello è il paradosso, e io non posso non interrogarmi sul perché un cittadino europeo che ha tutti gli stessi medesimi diritti, non è oggetto di discriminazione, si ritrovi sull'altra parte della barricata, sul fronte pronto a immolarsi insieme a ragazze come... Lei comprende perché noi ci interroghiamo terribile su questo, no? Sì. È giusto questa è una cosa terribile, perché finché si parlava di immigrati esclusi, sfruttati, manodopera straniera, ma questi spesso sono universitari. Ve lo ricordate Jihadi John, il boia, laureato all'università di Westminster, e adesso tendiamo a trovare appunto la scusa, no, ma è sempre colpa nostra, l'Occidente cattivo che sfrutta, manda le bombe. Tante concause, ovviamente. È un fenomeno molto complesso, non a caso ci sto scrivendo un libro, non basteranno 300 pagine per spiegare questo grande paradosso.